vice direttore promozione e formazione della società TEF della Camera di Commercio Pordenone Udine, e insieme al gruppo di lavoro regionale delle Camere di Commercio Pordenone Udine e della Venezia Giulia vi do il benvenuto a questo incontro dal titolo I comportamenti turistici dei vacanzieri in Friuli Venezia Giulia. Vi informo che stiamo registrando il webinar per poi permettere in futuro di seguirlo alle persone su YouTube. Porto i saluti del nostro segretario generale della Camera di Commercio Pordenone Udine, la dottoressa Maria Lucia Pilutti, che oggi non ha potuto essere presente a questo incontro. Oggi presenteremo tra l'altro i risultati del sondaggio commissionato ad ISNAR delle Camere di Commercio Pordenone Udine e della Venezia Giulia, effettuato tra aprile e maggio di quest'anno. Il rapporto di analisi osserva proprio i comportamenti turistici dei vacanzieri che soggiornano in regione, e questa attività rientra nel programma regionale del Fondo di Perequazione Union Camere 2023 e 2024. Ma oggi presenteremo diversi dati sul turismo con i relatori presenti al webinar. Al termine degli interventi potete farlo anche prima. Comunque, ecco, se avete delle domande potete usare la chat e al termine degli interventi risponderemo alle vostre domande. Do quindi il benvenuto al dottor Paolo Bulleri, dirigente area per la ricerca economica e sociale sui fenomeni turistici e culturali di ISNAR, che ci accompagna oggi proprio in questo lavoro di lavoro a sostegno del turismo. Saluto il dottor Jacopo Mestroni, direttore generale di Promo Turismo FVG, che farà una panoramica sulle le presenze turistiche in regione, e saluto la collega dottoressa Elisa Qualizza dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio, che presenterà i dati dell'indagine sui comportamenti turistici realizzati in collaborazione con ISNART. Ora entriamo davvero nel vivo di questo incontro con il primo intervento, che è quello del dottor Paolo Bulleri, che farà una lettura sull'andamento proprio del turismo in Italia, tendenze, prospettive, un focus sul cicloturismo in Friuli Venezia Giulia, in particolare sulla ciclovia pedemontana, con i risultati dell'analisi svolta nell'inverno scorso, commissionata proprio dalle Camere di Commercio regionali. E quindi do la parola e ringrazio il dottor Bulleri. Prego. Buon pomeriggio, condivido il mio schermo, vediamo se vedete la presentazione. La metto a tutto schermo. Mi date conferma? Non lo vediamo ancora. Allora. Ancora no? No, non ancora. Allora. C'è scritto presentazione, però lo schermo è nero. Ecco, perfetto. Come sempre. Come sempre, nelle prove funzionava. Nelle prove funziona. Allora faccio interrompi e riprovo. Datemi un minuto. Condivido. Allora, intanto mentre mi danno una mano vi dico qualche cosa. Allora, io sono Paolo Bulleri, come dicevamo sono il dirigente dell'area di ricerca dell'area ricerca di ISNART. Noi lavoriamo da tempo con le Camere del Friuli Venezia Giulia, come diceva la dottoressa Nicoletti, e io adesso vi presenterò una parte più di dati, informazioni a livello nazionale che noi traiamo dall'osservatorio, dalla nostra gestione dell'osservatorio sull'economia del turismo delle Camere di Commercio, che è composto da due grandi ambiti: le interviste, circa 10.000 che facciamo alle imprese della filiera, quindi dal lato dell'offerta, che realizziamo anche sulla base di un protocollo di intesa a livello nazionale con Enit, tra Enit e Union Camere, e poi le interviste che facciamo in più momenti dell'anno dal lato della domanda. Sono circa 30.000 interviste a turisti italiani e stranieri che passano almeno 2 notti a destinazione. Quindi noi andiamo a vedere, prendiamo questi turisti in strutture alberghiere, extraalberghiere e anche abitazioni private
che monitoriamo anche con i dati di AirDNA, quindi il database che sta dietro Airbnb. Allora, un po' un bilancio di come è andato il 2024 e di come è partito a livello nazionale questo 2025. Sempre questa è diciamo, i dati che ci trasmettono, ci danno le imprese ricettive. Allora, il 2024 è andato bene, con un aumento di 17 punti percentuali delle camere vendute in media sul 2023, quindi 7 camere su 10 riempite, soprattutto una camera su 10 in più nel periodo di picco della stagione estiva, 23 giugno, luglio, agosto e settembre. È un trend positivo che sta proseguendo anche vediamo confermato, insomma, anche e forse anche un po' il miglioramento rispetto al 2024 nel periodo gennaio-marzo 2025, con addirittura un'occupazione media del 48%, che come vedete insomma, è superiore a quella di febbraio 2024, ma soprattutto anche grazie ai ponti, e quindi con la combinazione tra ponti lunghi e festività pasquali, con una prenotazione media del 57%, quindi diciamo sopra della media stagionale. Nel 2024 abbiamo avuto queste presenze hanno dato circa 880 milioni appunto di notti spese in Italia in strutture ricettive e abitazioni private, una sostanziale stabilità più 0,4, un impatto economico complessivo a livello paese di 108 miliardi di euro, ma la cosa più interessante è che si sta un po' riducendo quello sbilanciamento tra domanda straniera, che era quella che ha guidato pesantemente, fortemente il recupero post-Covid, e domanda interna, che invece era crollata. Ecco, vediamo finalmente una chiusura del delta negativo della domanda interna rispetto a quello che era un po' il trend accumulato nel periodo post-Covid. Un tema generale che qui accenno molto velocemente, che poi rivedremo un po' avanti, è che sta molto cambiando e si sta polarizzando la domanda, dovendo fare i conti con quello che è l'andamento demografico complessivo, in particolare del nostro paese, che come sapete ha una dinamica di denatalità estremamente accentuata. L'invecchiamento della popolazione è una tendenza globale, ma particolarmente forte nel nostro paese. Noi vediamo che quindi la domanda turistica essenzialmente si sta un po' polarizzando in due grandi cluster: adulti di mezza età, che è l'attuale posizionamento del nostro paese, soprattutto per quanto riguarda la domanda internazionale, e poi un andamento più verso i baby boomer, la generazione X, per quella che è invece la domanda interna, con tutto quello che questo poi comporterà anche in termini di riflessioni necessari e di investimenti necessari in termini di accessibilità, insomma, e quindi diciamo per rendere l'offerta coerente con questo invecchiamento della popolazione. Quindi se dovessimo fare ad oggi un identikit di quello che è il turista del nostro paese, vedremo che circa 2 su 5 sono nella classe di età tra i 30 e i 44 anni, un posizionamento diciamo positivo, perché comunque abbastanza alto di gamma, diplomati e laureati nella maggior parte, gente comunque che ha uno status economico tra il medio e l'alto, e che tendenzialmente viaggiano in coppia o con la famiglia. Se invece veniamo, sempre dati nazionali, a quelle che sono state le motivazioni di viaggio nel nostro paese, ancora per il terzo anno consecutivo la motivazione legata alla fruizione culturale del paese rimane la prima, seguita dalle bellezze naturalistiche, e solo al terzo posto il desiderio di relax. Ci sono due trend che vanno aumentando, che vi metto in evidenza. Da un lato è più legato alla domanda interna, cresce l'attenzione al rapporto qualità-prezzo, che passa dal sesto al quarto posto assoluto. Quindi, come dire, un'attenzione appunto a contemperare quello che si spende rispetto comunque a quello che si ottiene. Mentre invece c'è un processo abbastanza radicato di crescita invece di un'attenzione più di cluster alto spendenti, soprattutto di domanda internazionale, che cerca l'esclusività delle località
e una declinazione di questa esclusività che è quello della ristorazione d'eccellenza, che ritroveremo poi tra l'altro più avanti, vedrete, anche per il Friuli Venezia Giulia. I turisti stranieri confermano una maggior propensione alla spesa, e questo è un dato classico, degli italiani. Abbiamo una spesa media per alloggio di 80 euro giornalieri degli stranieri contro 72 degli italiani, e soprattutto un delta che si apre un po' di più per quello che riguarda la spesa media giornaliera per tutte le altre spese che non siano arrivare e stare sulla destinazione, tutte le altre spese. E qui vedete sotto, non me la sto troppo a dettagliare, ma comunque una declinazione di queste spese medie per le varie tipologie di spesa. Veniamo all'approfondimento che abbiamo realizzato sul cicloturismo. Quindi qui abbiamo fatto nell'autunno 2024 circa 200 interviste a cicloturisti lungo la ciclovia pedemontana. Velocemente, questi dati sono un di cui di un campionamento più ampio, che è un campionamento a livello nazionale che noi realizziamo perché da 5 anni facciamo il rapporto Viaggiare con la bici, che è il rapporto nazionale sul cicloturismo co-brandizzato con Legambiente. Essenzialmente vedrete che ora poi ve li farò vedere meglio dopo, abbiamo realizzato, oltre alla vista nazionale dell'indagine, 10 sovracampionamenti regionali, tra cui uno appunto in Friuli Venezia Giulia, su altrettante ciclovie, per circa 2500 interviste, oltre a quella a livello nazionale. Il trend delle presenze cicloturistiche in Italia è estremamente positivo, c'è stato un vero e proprio boom nell'ultimo anno, sono cresciuti più del 50%, quindi il cicloturismo adesso è al 5º posto per le motivazioni sportive di vacanze in Italia, sono circa quasi 90 milioni di presenze cicloturistiche nel corso dell'anno, quindi sia utenza domestica, interna, amatoriale, che più prettamente cicloturistica, quindi chi fa tutta la vacanza in bicicletta, che dall'Italia e dall'estero. E quindi ormai possiamo dire che circa il 10% del totale dei turisti sono cicloturisti, quindi è un fenomeno che abbiamo raccontato tanti anni, ma che non è più qualcosa che annusavamo, ma è ormai una realtà molto forte, che ha anche un notevole impatto economico, perché coerentemente con l'idea che il cicloturista è comunque un turista alto spendente di fascia elevata, vedete che l'impatto economico generato dal cicloturismo è aumentato una variazione di quasi più del 70%, 9% del totale delle spese e circa 10 miliardi di impatto economico sui territori. Questo, come vi dicevo, sono i 10 sovracampionamenti, tra cui per il Friuli un po' tutta Italia è coperta, come vedete, per il Friuli Venezia Giulia, come dicevamo, la ciclovia pedemontana, e quindi oltre 200 cicloturisti intervistati corrispondono un po' a questo identikit, essenzialmente una presenza soprattutto orientata al maschile per il 70%, che è poi nella media italiana, leggermente superiore alla media italiana quelli che sono nella fascia di età 30-44, quindi millennial, tutti praticamente professionalmente occupati, e in una fascia medio alta anche qui di mercato, che tendono a una permanenza media tra le 1 e le 3 notti, viaggiano soprattutto in coppia e con gli amici, e molto forte, ma questo è comune a tutta questa tipologia di utenza, amano organizzare il viaggio in autonomia. Perché scelgono il Friuli, qui Friuli Venezia Giulia? Qui c'è una interessante, declinazione molto trasversale di questa utenza, perché oltre al desiderio di pedalare si intercetta molto l'interesse per la cultura, un desiderio di relax, c'è molto un'attenzione al trekking montano, quindi comunque una fruizione ampia in termini sportivi del territorio, e poi c'è, come vi dicevo, anche questa attenzione, anche tutte percentuali sopra la media Italia, per la ristorazione d'eccellenza. Quindi, come vedete, questa è una tipologia di turismo che in realtà è molto trasversale, e nell'andare, l'abbiamo sempre detto, ma
mi sembra particolarmente forte in Friuli Venezia Giulia, che nell'andare, nel vivere con la bicicletta il territorio, in realtà poi si fanno nel corso della vacanza molte attività diverse, e quindi in questo senso anche l'offerta deve un po' andare dietro alla trasversalità di interessi che presenta la domanda. Qui è un di cui, qui abbiamo chiesto, ma oltre appunto alle escursioni in bicicletta cosa fate? Essenzialmente, vedete, il doppio della risposta della media nazionale è stata visito i borghi, visito le visite del centro storico, e poi questa declinazione molto, insomma, coerente con l'offerta naturalistica del territorio, la grossa importanza anche del vivere la montagna, il trekking alpino montano. Le spese sono anche qui sopra la media Italia, quindi per l'alloggio circa 96 euro di spesa pro capite giornaliera verso una media di 65, e lo stesso le altre spese a destinazione 78 euro spesi medi giornalieri contro una media Italia di 70. Quindi anche qui una domanda abbastanza affluente. Qua è un dato, diciamo, che in qualche modo a me è un po' sorpreso, perché noi vediamo che essenzialmente c'è un giudizio sul soggiorno molto buono, in linea con la media, che è molto elevata, italiana, per quanto riguarda per esempio la qualità dell'offerta enogastronomica, l'ospitalità, insomma, il costo si intende costo opportunità, quindi della ristorazione. Mentre mi sarei aspettato, però qui poi rimando a quella che è anche un po' la vostra analisi, siete più sul territorio, conoscete meglio il territorio, mi sarei aspettato, pur essendo voti molto buoni, ma sono un po' sotto la media nazionale per tutto quello che è un po' l'offerta, l'organizzazione del territorio. Cioè, quindi qui si intende l'offerta specifica di servizi, di offerta di intrattenimento ad hoc, di strutture pensate per l'utenza cicloturistica, e quindi anche l'intermodalità nei trasporti che i cicloturisti appunto segnalano. Quindi è una votazione, diciamo, in alcuni aspetti che secondo me segnala delle aree di miglioramento. Per quanto riguarda i servizi ritenuti essenziali del cicloturista lungo la ciclovia, qui siamo essenzialmente in media a quello che succede nel resto del paese. La cosa che viene sempre avvertita con più attenzione, diciamo, è la disponibilità dei punti di rifornimento acqua. Questo succede da tutte le ciclovie. Poi naturalmente il tema della segnaletica, che non è solo la presenza, ma anche il fatto che sia ben manutenuta, e che poi parli anche con la segnaletica digitale, quindi con le app per i percorsi. Lo stesso tema ricorrente anche qui è la presenza di punti di primo soccorso. Si intende anche semplicemente una cassetta di primo soccorso, un defibrillatore lungo le ciclovie. Cioè, in altri paesi sono più abituati a vedere questo tipo di presidi. Punti di riparo e ciclovie essenzialmente sono anche qui parte di un'offerta di servizi ad hoc e di qualità. Quindi, concludendo, se per un primo approfondimento, un'analisi di quello che possono essere punti sicuramente tanti di forza del cicloturismo nel Friuli e le aree di miglioramento, vediamo che sicuramente siamo in presenza di una domanda con buona, se non ottima, disponibilità di spesa. C'è una spesa quindi già oggi media superiore che nel resto del paese, di altre aree. Essenzialmente i cicloturisti soddisfatti dell'offerta che incontrano, soprattutto per quello che riguarda la fruizione di un'integrata trasversale del patrimonio culturale e dell'offerta enogastronomica. Le aree che sicuramente sembrano ancora migliorabili è l'intermodalità, quindi il fatto che ci sia una modalità di trasporto bike friendly, coordinata nelle diverse tipologie di mobilità. Sicuramente una
maggior offerta di attività, di esperienze pensate ad hoc per l'utenza ciclituristica, che poi è quella che, diciamo, ama anche solo semplicemente che a fine giornata trova cose da fare, perché tendenzialmente nel corso della giornata va in bici. L'ampliamento dei punti di ricarica bike, questo è un aspetto importante perché, come sapete, le bike stanno democratizzando moltissimo il sistema della fruizione turistica in bicicletta, perché insomma rendono molto più facile anche rispetto alle muscolari un'utenza molto più ampia e anche più ampia come tipologia di età. E poi ecco questi elementi che dicevamo, che sono un po' più di tecnicalità, punti di ristoro, di riparo e punti di soccorso per le emergenze. Qui trovate, se inquadrerete questo QR troverete tutto il rapporto nazionale scaricabile, ma in ogni caso sul sito di Isnart c'è un link che lo rende appunto scaricabile, così come avrete a disposizione queste slide, perché sono già a disposizione delle Camere del Friuli e ve le potranno condividere. Se ci sono domande io sono a vostra disposizione e naturalmente vi ringrazio dell'attenzione. Bene, ringrazio il dottor Paolo Bulleri per l'esposizione e ora passerei la parola alla dottoressa Elisa Qualizza che ci esporrà i dati del sondaggio sui comportamenti turistici e di consumo dei vacanzieri in regione. Passo Buonasera. la parola a Elisa, eccola, grazie. Buonasera a tutti, ringrazio la collega Barbara e il dottor Bulleri che ha fatto comunque anche l'introduzione a quello che andrò a dire adesso, perché noi andiamo ad esporre, adesso metto in condivisione, il risultato di un'indagine svolta da Isnart nel periodo aprile-maggio 2025, adesso lo metto anche a schermo intero, ecco. E praticamente sono state fatte 700 interviste a turisti che si trovavano in Friuli Venezia Giulia. Va precisato che erano sia turisti che dormivano nelle strutture ricettive, ma anche che soggiornavano in alloggi privati oppure anche ospiti presso amici parenti. Queste 700 interviste sono appunto il risultato di un sovracampionamento perché si è deciso di fare un focus sul turismo culturale e sui siti UNESCO, andando a campionare soprattutto alcune località come ad esempio Aquileia, Cividale del Friuli, Palmanova, Trieste, Gorizia e così via. Qui andiamo ora a sintetizzare i principali risultati, però partiamo prima da una panoramica che viene fornita dai nostri dati Infocamere che ci dice di quante imprese più o meno stiamo parlando in Friuli Venezia Giulia quando ci riferiamo al sistema turistico. Se prendiamo una definizione di turismo come fa Isnart, diciamo allargata, che quindi include l'alloggio, la ristorazione, le agenzie viaggio, ma anche tutto ciò che si connette all'offerta di divertimento, intrattenimento, musei e biblioteche e così via, arriviamo all'incirca 11.972 imprese al 31/12/2024. Come vediamo da questo grafico, rappresentano il 2% all'incirca di quella che è l'offerta complessiva di filiera italiana. Quanti sono gli addetti occupati in questo settore? Sono al 31/12/2024 circa 63.000, il che vuol dire più o meno 5 addetti per ogni impresa. E qui possiamo vedere nel grafico successivo come si distribuiscono le imprese all'interno della filiera turistica. Vediamo che praticamente 2/3 sono tutte riferibili all'ambito della ristorazione. Poi segue questa categoria altro, che in realtà è una categoria residuale che include appunto tutto ciò che dicevo prima, quindi come ho segnato qui, attività legate all'intrattenimento, al divertimento, attività sportive, biblioteche. Poi segue l'alloggio con all'incirca il 9% del totale delle imprese, le imprese di trasporto il 7,8% e alle agenzie di viaggio e altri servizi. Questo solo per darci una panoramica che ci fa capire quanto questa filiera sia comunque rilevante, soprattutto se considerata in questo senso così ampio. Dalla ricerca svolta da Isnart, dall'indagine che si è svolta fra aprile e maggio, teniamo sempre presente che il periodo ha un'importanza, è un periodo primaverile, quindi a differenza dell'indagine svolta lo scorso anno, non troveremo qui riferimenti ad esempio al turismo balneare, perché il focus è stato fatto proprio sui siti culturali e il periodo è quello primaverile. Possiamo trarre, diciamo, innanzitutto un identikit del turista, quindi un profilo di quello che è il visitatore tipo del Friuli Venezia Giulia. Senza soffermarci nelle distinzioni tra maschio e femmina, tutto sommato metà e metà,
andiamo a vedere quello che succede nelle classi generazionali. Qui abbiamo la generazione X, che corrisponde a coloro che hanno tra i 45 e i 60 anni, la generazione Y, che sono coloro tra i 30 e i 44 anni, e la generazione Z, che in questo caso sono tutti coloro che hanno meno di 30 anni. Come possiamo vedere qui, per gli italiani, diciamo che i turisti italiani in Friuli Venezia Giulia si equidistribuiscono tra queste tre generazioni, più o meno un terzo fa parte della generazione X, un terzo della Y e un terzo della Z. Ma quando andiamo a considerare gli stranieri, vediamo che cresce la quota di coloro che appartengono alla generazione X, che rappresentano appunto la metà dei turisti stranieri che arrivano nella nostra regione. Quindi questa è una prima informazione sull'età dei visitatori. Per quanto riguarda il loro profilo, comunque, considerando italiani e stranieri assieme, vediamo che il 35% dei visitatori viaggia in coppia senza bambini. All'incirca il 30% fa parte di un gruppo organizzato, percentuale che però sale molto se consideriamo i turisti stranieri, e il 23% del totale viaggia invece insieme agli amici. Ovviamente, come dicevamo, il focus questa volta è stato sul turismo culturale, quindi non sorprende vedere che la principale motivazione di soggiorno dei turisti in Friuli Venezia Giulia è la ricchezza del patrimonio artistico. Questa risposta è stata data dal 43,7% dei rispondenti. Come potete vedere, come indicato qui, queste sono domande a risposta multipla, è per questo che il totale supera ampiamente il 100%, perché ognuno poteva dare appunto più di una risposta. Segue poi la visita di un sito UNESCO, 35,1% dei rispondenti, ma anche altre motivazioni, come ad esempio la vicinanza rispetto all'origine del viaggio, ma per il Friuli Venezia Giulia abbiamo visto anche nelle edizioni passate questa motivazione, ossia quella di scoprire un posto che risultava appunto nuovo, mai visto. Questo vale sia per i turisti italiani che per gli stranieri, ma se noi andassimo a vedere questo grafico distinto tra italiani e stranieri, vedremmo che per gli italiani si alzano un po' le percentuali di coloro che sono in visita da amici e parenti o che ad esempio frequentano le seconde case che possiedono in regione, mentre per gli stranieri il Friuli Venezia Giulia viene più visto come una località di eccellenza e si frequenta soprattutto anche per motivi legati all'enogastronomia e alla ristorazione. Ovviamente si è anche andato a indagare come è stata scelta la meta del Friuli Venezia Giulia e i rispondenti hanno indicato che nel 55% dei casi la meta è stata scelta grazie a internet e questo valore abbiamo visto che è salito rispetto all'anno precedente, anche se le due indagini ovviamente non sono perfettamente comparabili, però ci possono fornire un'indicazione. Un terzo dei visitatori si è invece affidato al consiglio di amici e conoscenti e il 30% più o meno alle agenzie di viaggi. In questo caso si è visto che, ovviamente ce lo si poteva aspettare, sono i turisti stranieri coloro che si affidano di più alle agenzie viaggi. La domanda successiva riguardava poi le attività svolte durante la vacanza e non sorprende vedere che ovviamente le attività svolte sono molto legate a quelle che erano le motivazioni del soggiorno, quindi ritroviamo qui al primo posto la visita di musei e mostre, 32,8% dei rispondenti, ma anche escursioni e gite, 23%, visita a siti di interesse archeologico e centri storici. Solo poi percentuali più basse sono relative alle attività sportive, partecipazione ad eventi piuttosto che concerti e comunque ritorna sempre anche l'aspetto legato all'enogastronomia. Anche in questo caso comunque le risposte erano multiple. Poi è stata fatta un'indagine su quanto tipicamente un turista spende al giorno in Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto si considerano a parte le spese di viaggio, che sono ovviamente diverse per gli italiani e per gli stranieri. In media un turista italiano spende circa 174 euro per raggiungere il Friuli Venezia Giulia tra spese di andata e ritorno. I turisti stranieri spendono di più, circa 233 euro. L'alloggio viene valutato all'incirca 41 euro al giorno a persona, senza differenze sostanziali tra turisti italiani e turisti stranieri, e al viaggio e all'alloggio si aggiunge poi tutta un'altra categoria di spese in più che ammontano a circa 71 euro a testa, un po' più basse per gli italiani, un po' più alte per gli stranieri, ma tipicamente diciamo che la differenza è di circa 10 euro tra gli italiani e gli stranieri come spesa al giorno. In questa classe di spesa vediamo che si concentrano, in queste due classi di spesa in realtà si concentrano la maggior parte dei turisti, quindi se noi andiamo a vedere questo diagramma a torta vediamo che alla fine la maggior parte dei turisti spende tra i 30 e i 90 euro al giorno, sommando queste due fette.
Molto bassa è la percentuale di coloro che spendono meno, quindi da 0 a 30 euro al giorno, ma anche molto bassa la percentuale di coloro che spendono più di 150 euro al giorno. Ricordiamo che questa torta si riferisce ad alloggio e spese di viaggio escluse. Se andiamo poi ad esaminare singole categorie di spesa, vediamo che quella che potenzialmente può impattare di più nelle tasche dei turisti sono appunto le attività ricreative. Queste sono sempre spese giornaliere in euro a persona, che possono arrivare a pesare fino a 134 euro al giorno, però ovviamente non tutti i turisti effettuano spese in tutte le categorie che sono qui ricomprese, perché ad esempio in attività ricreative rientrano visite ai musei, visite guidate, concerti, centri benessere e appunto tutta una serie di attività che poi non tutti i turisti si trovano a svolgere. Poi abbiamo l'abbigliamento con 77 euro a persona al giorno, la ristorazione con 36,5 euro e gli agroalimentari con 24,8 euro al giorno. I trasporti incidono meno, all'incirca una ventina di euro al giorno. Se poi andiamo a vedere però le altre spese, vediamo che qui dentro ci sono inclusi gioielleria, prodotti artigianali, souvenir e altro shopping. Anche questa categoria può arrivare ad impattare fino a 100 euro al giorno. Un elemento che però diciamo fa piacere vedere è che molti turisti sono ritornati in Friuli Venezia Giulia, perché più o meno il 30% dei rispondenti ha detto che è la sua volta successiva di visita in Friuli Venezia Giulia, quindi c'era già stato in passato e è intenzionato a tornare per scoprire altre località. Il giudizio medio sul soggiorno, inoltre, almeno in questa indagine, è emerso molto alto, perché stiamo parlando di 8,9 punti su 10, quindi sfiora i 9 punti su 10, un valore che da un lato è molto alto e dall'altro lato è anche cresciuto di un punto rispetto all'anno precedente. Quali sono le categorie dove vediamo crescere di più comunque i giudizi sul soggiorno? Sono come sempre l'enogastronomia e la ristorazione, che qui vediamo avere un punteggio di 9, ma in realtà per i turisti stranieri questo valore raggiunge anche il 9,1-9,2, quindi si alza ulteriormente. Valori buoni sono stati riscontrati, anzi molto buoni, in cortesia e ospitalità, ma anche in qualità e accoglienza dell'alloggio, così come nell'organizzazione del territorio. Qui si intende, diciamo, tutto il sistema di trasporti e di collegamenti che la Regione può mettere a disposizione. E comunque molti sono anche altri elementi che vengono apprezzati, come il costo dell'alloggio, che evidentemente non viene ritenuto appunto molto alto, l'offerta di intrattenimento, l'offerta culturale, l'offerta della ristorazione, ma anche le informazioni turistiche e l'efficienza e il costo dei trasporti pubblici. Un ultimo elemento interessante che va tenuto presente anche dal punto di vista delle imprese è che più della metà dei turisti dichiara di aver già scritto o di essere intenzionato a scrivere in futuro delle recensioni online sulla propria vacanza. E diciamo alla domanda che riguardava i canali più utilizzati, in primis è emerso l'utilizzo di Instagram, a seguire di Facebook, di Google, di TikTok, di Airbnb, di Booking e di altre agenzie turistiche online. E comunque si è visto che soprattutto per gli stranieri è molto alto l'utilizzo di Instagram, quindi questo può essere un ulteriore elemento per le imprese che appunto sanno che devono sponsorizzare al meglio i propri servizi anche sui canali social. Io diciamo avrei finito qui e lascio poi la parola a eventuali domande su aspetti specifici relativi all'indagine. Bene, grazie anche alla dottoressa Qualizza per la sua esposizione e ora passerei la parola all'ingegnere Jacopo Mestroni, direttore generale di Promoturismo Friuli Venezia Giulia, che ci farà una panoramica appunto a livello regionale sulle presenze turistiche in regione. Prego, dottor Mestroni. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Io ringrazio la Camera di Commercio per aver, organizzato questo webinar, ringrazio chi mi ha preceduto. Devo dire che i dati che presenteremo noi sono coerenti con quello che abbiamo visto finora, quindi insomma devo dire che per fortuna spero mi date conferma di vedere il nostro Vediamo lo schermo ma non ancora la slide aperta. Come prima, quando facciamo le prove, È sempre così. vediamo.
Adesso? Vediamo lo schermo, però non la condivisione delle slide. Vediamo il tuo PC di fatto, ma non... Poi sono andando a dispositivi. Ricordiamo che chiedo bene, ma intanto la tecnologia traduce. L'abbiamo fatta? Eccoci, ci siamo. Bene. Chiedo scusa, ma vabbè, adesso ce l'abbiamo fatta. Allora, parto da qui che sono i dati del 2024 che per il Friuli Venezia Giulia hanno rappresentato un anno record. Noi abbiamo dei benchmark molto definiti, quindi degli obiettivi, diciamo, obiettivi che sono quelli dei 10 milioni di presenze e 3 milioni di arrivi che sono stati superati per il secondo anno di fila. Quindi qui vedete 10 milioni e 350 mila presenze, divisi 60% stranieri, 40% italiani a macro divisione. Noi abbiamo 3 macro ambiti che dividono la nostra regione, uno è quello del mare, poi c'è la montagna e poi la città. Il mare la fa ancora da padrona. Mare per noi è Lignano e Grado, per capirci, mentre la montagna sono i 3 ambiti, Carmine, Piancavallo e Travisiano, tutto il resto è considerato città, dove anche lì Trieste fa il ruolo della città più importante, perché ha per la prima volta superato Grado come presenza, quindi Trieste dal 2024 è la seconda località in regione per presenze turistiche. Mi permetto un focus sui 3 macro ambiti, quindi quello della montagna, che rappresenta l'11,7% delle presenze. L'aumento è del 2% rispetto all'anno precedente. I mercati che ci hanno dato maggiore soddisfazione sono in ambito italiano quello del Veneto e della Lombardia, e in ambito straniero Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia. Per quanto riguarda il mare, il dato è sostanzialmente coerente con quello dell'anno prima, quindi parliamo di 5 milioni e 450 mila presenze, di cui il 70% circa su Lignano Sabbiadoro, il 30% su Grado. Qui è importante sottolineare, dato che, come dire, il mare è la quota più importante rappresenta la quota più importante di turismo in regione, il 27% sono turisti stranieri che provengono dall'Austria, il 19% dalla Germania, l'8% dal Friuli Venezia Giulia, poi ci sono percentuali minori legate in gran parte ai paesi dell'est, quindi Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia. Ultimo ambito, che è quello che cresce di più rispetto all'anno precedente, è quello delle città d'arte, insomma, dove, ribadisco, Trieste è un po' il fulcro. Trieste rappresenta dei 3 milioni e 680 mila, delle 3 milioni e 680 mila presenze, rappresenta il 51%, segue Udine col 23,6%, poi Gorizia col 15% e Pordenone col 10,7%. Qui la provenienza è abbastanza eterogenea, abbastanza distribuita, con Austria all'8,5%, Germania all'8,3%, Veneto al 6,2%, Lombardia al 9%, quindi c'è una uniformità di provenienza nell'ambito delle città d'arte. L'aumento è del 10% rispetto all'anno precedente. Ci permettiamo un focus sui dati dell'inverno, quindi l'inverno 24-25, perché abbiamo superato per la prima volta i 900.000 primi ingressi. Ricordo che gli impianti di risalita sono gestiti direttamente da Promoturismo, e i 9.800.000 passaggi. Sono numeri effettivamente molto importanti. Crediamo che questo successo a doppia cifra, come potete vedere, sia legato a diversi fattori, in primis quello della qualità del servizio erogato insomma, in generale sui comprensori montani. Dopodiché il prezzo è molto competitivo, perché abbiamo uno ski pass che costa molto meno dei nostri concorrenti, e poi crediamo anche un fattore importante è quello della promozione. Noi spendiamo
come promotorismo dai 6 ai 7 milioni di euro direttamente per la promozione della nostra regione, e crediamo che questo sia un fattore importante alla base dei risultati, insomma, che stiamo vedendo. Questi sono i primi 4 mesi del 2025 rispetto al 2024. Anche qui il trend è positivo. Ovviamente Gorizia più 20% è un dato incoraggiante. Gorizia è, come si sa, capitale europea insieme a Nova Gorica della cultura. Quindi il trend è in aumento, abbiamo più 10%. Per quanto riguarda il mare, ma non solo il mare, anche la montagna, stiamo cercando di diffondere questo concetto di destagionalizzazione, quindi quello di far durare la stagione non solo nei mesi da metà maggio a metà settembre al mare, ma di riuscire ad allungare il più possibile la stagione. E i numeri dimostrano che stiamo andando nella direzione giusta. Aeroporto è un asse strategico per il turismo. Noi ci lavoriamo in maniera sinergica perché facciamo un'analisi congiunta insieme alla società che gestisce l'aeroporto dei dati, delle provenienze, dei mercati. Qui trovate a sinistra il 2024, a destra il 2025. Sono dati che ha presentato ovviamente già l'aeroporto, però sono molto significativi perché vedete che il 2024 si è chiuso con un più 41,6% di passeggeri, quindi superato già a ottobre il milione come benchmark. Sono state introdotte 24 destinazioni e 7 nuove rotte. Nel 2025 siamo già a più 34% rispetto al 2024. Le destinazioni sono strategiche anche per noi. Noi guardiamo più che l'outgoing, guardiamo l'incoming e quindi vediamo i numeri che ci porta all'aeroporto e sono sicuramente positivi. Questo è quello che fa Promoturismo come promozione. Anche qui a sinistra trovate il 2024 e a destra i primi 6 mesi del 2025 che stanno per concludersi. Partecipiamo alle principali fiere a livello europeo e non solo, che riguardano l'ambito turistico. Organizziamo direttamente workshop in Italia e all'estero. Partecipiamo a eventi a carattere culturale e gastronomico un po' in tutto il mondo. Organizziamo educational, cioè portiamo giornalisti in maniera mirata e studiata sul nostro territorio e gli facciamo vedere quelle che sono le bellezze della nostra regione. All'insegna anche del nuovo claim c'è tutto un mondo, appunto perché abbiamo la fortuna di avere una regione in cui si spazia dal mare alla montagna in breve tempo. Abbiamo iniziato spingendo ulteriormente sull'acceleratore nel 2025, qui vedete i numeri di quello che noi facciamo. Anche qui è tutto mirato su mercati, su consolidare i mercati storici e aprire nuovi mercati che possono darci delle soddisfazioni, per cui credo che tutto questo sia incoraggiante e alla base dei numeri che ritroveremo sicuramente positivi nel 2025. Noi abbiamo 3 paradigmi su cui lavorare e spingere per la promozione della nostra regione, che sono l'enogastronomia, la cultura e l'outdoor. E su questi 3 in maniera importante andremo a spingere, non perché li abbiamo scelti in maniera interna, ma sono frutto di un'analisi appunto di partecipazione a tutti gli eventi citati in precedenza, quindi vediamo anche tutto quello che ci richiede il mercato in questo momento. Abbiamo la fortuna di avere una regione che dal punto di vista enogastronomico, culturale e dell'outdoor offre molto e quindi spingiamo su questi 3 elementi. Sull'enogastronomia qui trovate a sinistra il 2025, quello che noi abbiamo fatto solo in parte perché siamo presenti praticamente ovunque con i nostri prodotti e i nostri marchi. Io sono Friuli Venezia Giulia. La strada del vino dei sapori in questi 10 anni è molto cambiata, ha diminuito il numero di aderenti, ma volutamente, perché abbiamo voluto puntare su un concetto di qualità, quindi meno aderenti ma di garanzia di assoluta qualità. Il 2024 ci dice che le località storicamente abbinate al mondo del vino, ad esempio, come Butrio, Cormonce, Dolegna del Collio, hanno aumentato di oltre il 20% le presenze in ambito turistico. Per cui l'enogastronomia è sicuramente un fattore importante su cui noi stiamo puntando. Per quanto riguarda la cultura, qui vediamo i dati dei primi 5 mesi del 25 confrontati sul 24, e anche qui devo dire che i numeri ci danno ragione nel capire che la cultura è
un asset molto strategico. Gorizia, ma non solo Gorizia, cito Aquileia, Palmanova e Cividale come i 3 siti UNESCO di 5 che abbiamo in regione, che sono meta di migliaia di visitatori in maniera costante. La FVG Card è uno strumento che noi vendiamo, è dematerializzato perché è un QR code, ne stiamo vendendo sempre di più. Credo che entro la fine dell'anno andremo a integrarlo con quello che è il trasporto pubblico locale per renderlo uno strumento a 360 gradi fruibile dai turisti. Da ultimo c'è il mondo dell'outdoor. Noi abbiamo sviluppato un'app che è molto utilizzata e su cui anche gli utenti possono dare il loro contributo. E qui vedete i dati di Outdoor Active legata al nostro mondo. Anche qui l'outdoor ha diversi progetti, da Sportland nell'ambito del Gemonese a tutte le attività che noi sosteniamo sulla costa e in montagna. È un mondo sicuramente complesso e trasversale, perché parte dal bike, ma non è ovviamente solo bike, è tutto quello che si può fare all'aria aperta. Abbiamo sviluppato tramite Regione un booking delle esperienze legate al mondo outdoor. Ci sono oltre 300 proposte. Crediamo di mettere a disposizione di chi eroga servizi nell'outdoor uno strumento molto importante, perché, come dire, ci sono dei battitori liberi che senza un supporto alle spalle non riuscirebbero a mostrare quello che loro sono in grado di fare. Tramite questo portale riescono a far vedere, a mettere in vetrina tutta una serie di servizi che se no farebbero fatica a rendere. Quindi questo è poi in velocità, in sintesi, insomma, quelli che sono i numeri importanti del 2024, i primi mesi del 2025. Ribadisco, noi abbiamo la fortuna di avere a disposizione risorse importanti che la Regione ci mette a disposizione, cerchiamo di farlo al meglio e devo dire che i dati sono incoraggianti, per cui crediamo di fare il nostro lavoro in maniera dignitosa. Bene, ringrazio anche il dottor Mestroni per la sua esposizione. Direi che il quadro è abbastanza completo e non so se ci sono delle domande nella chat, vediamo un attimo. Forse una, però credo che il dottor Bulleri abbia risposto, o se c'è qualcuno che vuole intervenire con qualche domanda. Vediamo un attimo. Ecco qui il signor Cancian, prego. Sì, buonasera, grazie, è veramente interessantissimo come sempre. Volevo fare una domanda in particolare al direttore generale di Promoturismo, che abbiamo avuto il piacere di conoscere qui. Lavoriamo in particolare area Dolomiti Friulane, quindi tutta la montagna pordenonese. Se avete già immaginato e impostato degli asset di preferenza sul turismo outdoor, cioè se c'è qualcosa che in particolare vedete che il mercato richiede in quest'ambito, come esperienze ma anche come pacchetto, per esempio. Grazie. Come sa, a noi non spetta la commercializzazione, ma spetta la promozione, no? Per cui coinvolgiamo sempre dei soggetti commercializzatori in quello che è la pacchettizzazione. Ogni macroambito della regione ha delle sue peculiarità, per cui andiamo come dicevo prima, al Gemonese, dove ci sono sport dal parapendio al rafting, a tutto queste serie di attività che sono tipiche di questa zona, che portano veramente, sono una calamita per molti turisti. La zona vostra delle Dolomiti friulane ha delle peculiarità particolari, dalla arrampicata a tutti i ponti tibetani, insomma tutto quello che è un territorio particolare, per cui sì, abbiamo un prodotto interno che segue il mondo dell'outdoor. Stiamo lavorando con i soggetti che sul territorio sono gli interlocutori del caso, quindi reti, consorzi, amministrazioni locali, comunità di montagna, sia per realizzare materiali promozionali, sia per realizzare contenuti social, perché anche sui social stiamo spingendo molto, e sia per riuscire a fare un'offerta, ribadisco, assieme a un soggetto commercializzatore.
Grazie mille, fantastico. Quindi diciamo dai vostri dati della domanda turistica non ci sono particolari richieste, esigenze del mercato che vedete, qualche direzione in quest'ambito che il mercato sceglie? Soprattutto dopo il Covid c'è la richiesta di attività all'aria aperta in generale. Poi, come dire, anche il bike si declina in mille attività, no? Dal gravel al cicloturismo, al downhill, cioè, però l'attività, come dire, all'aria aperta, non voglio essere generico, però effettivamente la richiesta è abbastanza generalizzata. Grazie mille. Grazie. Guardavo se c'era ancora qualche domanda e facevo una Barbara? riflessione. Sì? Scusa. Paolo, no, tranquillo. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio Paolo Marchese, Aris, Camera di Commercio Venezia Giulia, ringrazio gli interventi e le esposizioni molto chiare, sì, secondo me è sempre un momento di, insomma, con i dati alla mano si ragiona. Volevo aggiungere un elemento e chiedo eventualmente sia a livello nazionale a Paolo Bulleri o a livello regionale il dottor Mestroni. Leggevo l'altro giorno che dalla Commissione Europea Viaggi, ETC, gli unici 2 paesi che registreranno un calo diciamo dello sviluppo turistico sono l'Islanda e la Croazia. La Croazia sembra per un netto posizionamento, insomma, diciamo di prezzi, quindi sul mercato, da una meta che poteva essere ancora identificata come non come low cost, però evidentemente più economica rispetto ad altri competitor sul Mediterraneo, sta accusando, specie anche sul mercato tedesco, che ha anche un po' alcuni elementi di crisi, però, e quindi diciamo ci si attende uno stop. Da questo punto di vista, a livello regionale, c'è un tentativo di andare a riprendere o a prendere quella fetta di mercato, eventualmente come, e se Paolo Bulleri aveva anche lui per noi ovviamente la Croazia, Paolo, è un mercato ovviamente che abbiamo di fronte lungo tutta l'Italia adriatica, però è evidente che dall'Austria e Germania c'è un forte flusso anche sulle aree dell'Istria, del Quarnero e anche poi della Dalmazia, quindi come questo dato atteso può essere poi visto lato Italia, o meglio Friuli Venezia Giulia. Chi vuole rispondere prima? Dottor Bulleri, vuol partire lei? A livello nazionale non abbiamo una particolare evidenza di questo calo. Sicuramente, per esempio, noi abbiamo dei flussi di domanda nuovi, fortemente in crescita. Non so se vale anche per il Friuli Venezia Giulia, faccio sicuramente il caso della Polonia, cioè c'è una forte crescita di turisti polacchi in Italia, molto forte, soprattutto perché sta crescendo, diciamo, quella realtà lì, una realtà a forte demografia, una realtà economicamente in crescita, che ha un'utenza millennial, ma anche più giovane. Non è un turismo alto spendente, ma è un turismo comunque che è affamato d'Italia e che gira molto volentieri proprio in posti molto diversi, che prende molto volentieri low cost, che si adatta logisticamente. Quindi ecco, da questo punto di vista, per esempio, intercettiamo dei flussi di domanda, diciamo, in entrata nuova, su cui poi c'è da fare anche qualche riflessione, appunto, per esempio, per quanto riguarda il posizionamento più o meno alto spendente, quindi che poi i territori devono decidere se quel tipo di domanda di interesse oppure no. Però ecco, sicuramente, questo mi sento di dirlo, la domanda che arriva dalla Polonia è fortissima crescita. Sui dati croati specifici non ho evidenze. Allora, per quanto riguarda la nostra regione, sì, abbiamo visto un po' tutta l'evoluzione del mercato croato, nel senso che ha depauperato un po' il Friuli in certi anni grazie alla leva di un'offerta abbastanza cheap. E adesso i prezzi sono praticamente tornati a livello di Europa e quindi non c'è più questa leva. Parlo di mercati Belgio, Olanda, Germania e Nord Europa,
che erano stati, come dire, virtualmente calamitati da un'offerta buona a basso prezzo. Questo non c'è più e quindi noi stiamo nuovamente promuovendo la nostra regione su questi mercati, per cui abbiamo fatto attività proprio specifiche un mese fa sul Belgio, sull'Olanda, sulla Svezia, sulla Danimarca, anche perché erano tutti turisti che comunque si muovono via Gomma e attraversavano il Friuli Venezia Giulia. Quindi sicuramente per noi sono più facili da recuperare, tra virgolette, rispetto a altri tipi di turisti. Bene, grazie. Vediamo, non vedo altre domande o se c'è qualcuno che invece vuole intervenire. Se non c'è altro, direi che possiamo volgere alla conclusione e quindi da parte nostra, ovvero dal gruppo di lavoro regionale delle Camere di Commercio, vi ringraziamo. Vi terremo ovviamente aggiornati sui prossimi incontri. Vedo una mano forse alzata. C'era qualcuno che voleva intervenire? No? Bene, vi terremo aggiornati sui nostri prossimi incontri a sostegno del turismo e ovviamente ringrazio tutti i nostri relatori e arrivederci al prossimo incontro. Grazie a tutti. Buona giornata. Grazie. Arrivederci, grazie. Grazie.